Bene, continuiamo a parlarvi di lavoro, questa volta ci rivolgiamo al mondo artigiano. Sanin Veneto in queste ore ha presentato il suo bilancio sociale. Siamo quasi 140.000 iscritti tra lavoratori, aziende e i familiari soprattutto di aziende e lavoratori. Molti cittadini italiani rinunciano a farsi curare e quindi il supporto che noi diamo alle famiglie diventa essenziale e importantissimo. A parlare Maristella Viola, presidente di Sanin Veneto, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, che ha illustrato il quarto bilancio sociale. Il fondo ha liquidato più di 260.000 prestazioni per un valore di più di 13 milioni di euro. Quest'anno è particolarmente importante perché ricorre i 10 anni di attività del fondo. In questi 10 anni infatti il fondo è sempre stato molto presente. Dal 2013 ha erogato più di 60 milioni di euro ed è liquidato più di 1,5 milioni di prestazioni sanitarie, quindi una presenza forte nel territorio. Ha saputo intervenire anche nell'emergenza con più di 9 milioni di euro erogati in modo straordinario per la pandemia, ma anche su temi importanti come il supporto psicologico e la non autosufficienza. Intervenire quindi a sostegno delle spese sociosanitarie di lavoratori e imprese con aiuti e risposte concrete tagliate su misura delle esigenze dell'artigiano veneto. Questo è l'obiettivo di Sanin Veneto, che ha colto l'occasione di incontro per un confronto sulle nuove dinamiche in tema di non autosufficienza. Il tema principale è quello di affrontare la non autosufficienza, tema che diventa, come dire, attualissimo in questo periodo, un po' appunto per la parte economica che diventa importante per le famiglie, ma soprattutto anche per la socialità delle persone anziane. La prospettiva è quella di cominciare a lavorare anche sulla popolazione che invecchia. Non sono inclusi i pensionati, ma si può cominciare a lavorare in termini di prevenzione, in termini di supporto al processo di invecchiamento, proprio per rimandare il più in là possibile la fase di non autosufficienza per il tempo minore possibile. Guardando ai prossimi anni, il consiglio è quello di aprirsi sempre di più a una integrazione tra i finanziamenti privati ed il finanziamento pubblico. Chi pensa di potercela fare esclusivamente con il finanziamento pubblico ovviamente non capisce che ciò dinanzi all'aumento dei bisogni è praticamente impossibile.